Tra le tante iniziative proposte in questi giorni alla 50ª Fiera dell'Alto Adriatico di Caorle, spazio anche a Fisar in Rosa, con un evento volto a valorizzare e promuovere la figura della donna sommelier Fisar e il ruolo delle donne in generale che operano nel vasto mondo del vino. Negli ultimi anni noi facciamo formazione per aspiranti sommelier, abbiamo veramente un pubblico di donne che talvolta supera quello maschile e quindi ci pareva giusto valorizzare la figura della donna sommelier, ma non solo. Ci sono aziende in Italia anche completamente al femminile, dalla vigna alla cantina, quindi enologhe, agronome, e quindi ci piaceva l'idea di mettere in risalto il lavoro in toto nel mondo del vino della donna. Spumanti metodo classico, 6 interpretazioni di vignaiole veneto-friulane è il titolo dell'evento, una tavola rotonda di 6 produttrici che hanno raccontato la loro esperienza. Questo sì, è un mondo che effettivamente è sempre stato più orientato agli uomini, soprattutto per quando bisogna appunto uscire e degustare. Io sono cresciuta con la realtà del vino, è una realtà che ha sempre fatto parte della mia vita e ha seguito anche i miei percorsi di studi. E sicuramente è stimolante, secondo me più donne siamo che entrano in questo settore, più riusciamo a inserire la nostra voce e più insomma è un mondo che si può adattare. Già con queste manifestazioni riusciamo comunque a dimostrare il nostro tatto, la nostra personalità, sperando appunto di avere sempre più un peso su questo mondo. Penso che la giusta collaborazione di entrambe le figure possa portare al miglior risultato.